Oggi vi presentiamo il reparto di nefrologia e dialisi dell'ospedale Garibaldi Inesima. Questo è l'ingresso dell'unità operativa complessa diretta dal dottor Salvatore Urso. Andiamo. Eccoci infatti con il dottor Salvatore Urso che dirige il reparto di nefrologia e dialisi qui all'ospedale Garibaldi Inesima. Dottore, intanto presentiamo il reparto in cifre. No, buongiorno. Buongiorno. In cifre. Allora, in cifre abbiamo noi un reparto di nefrologia e degenza con 10 posti letto ufficialmente, ma in realtà noi viaggiamo sempre sui 12 posti, forse anche di più, perché abbiamo un'incidenza di patologie renali molto elevata, soprattutto negli ultimi periodi. E poi abbiamo 12 posti di dialisi, di cui 9 per cronici, come vedete uno è l'isolamento, 8 postazioni nella sala grande, e poi abbiamo una stanza per 2 acuti e un'altra stanza dove c'è un altro acuto, dove in genere facciamo anche trattamenti un po' particolari, quale l'immunoassorbimento o la plasmaferesi. Ecco, quali sono le patologie per cui si accede a questo reparto? Allora, noi abbiamo sia patologie chiaramente prettamente nefrologiche, con fasi uremiche dell'insufficienza renale, patologie che a volte datano anche per anni, facciamo anche dialisi peritoneale, mentre grazie all'immunoassorbimento e alla plasmaferesi sono dei macchinari che ci servono anche a poter utilizzare le tecniche sostitutive extracorporee per patologie non renali, quindi non nefrologiche. In particolare noi abbiamo diversi pazienti neuropatici con malattie molto particolari, molto rare, quindi per esempio uno in particolare ha una sindrome di Isaac, che è una patologia molto particolare che è autoimmune verso i canali del potassio, per cui il paziente comincia ad avere sempre fascicolazione muscolare e contratture, ed è l'unico modo, l'unica vera terapia è con l'immunoassorbimento. Per disintossicarlo in qualche modo. Praticamente noi rimuoviamo attraverso l'immunoassorbimento, che è molto selettivo, andiamo a rimuovere la sostanza che scatena la malattia, per cui il paziente periodicamente viene da noi ed effettua questi trattamenti. Ne abbiamo 2 in particolare, di cui uno viene ogni 3 mesi e va sta benissimo, e l'altro paziente invece viene ogni 40 giorni per problemi di polineuropatia autoimmune. Quindi anche pazienti non nefrologici in questo senso, li riuscite ad aiutare con questo macchinario, che tra l'altro è un'esclusiva, diciamo, siete gli unici? Sì, allora in Sicilia sicuro che siamo gli unici, ma per quello che so io, per quello che anche da Napoli in giù siamo gli unici a fare questa metodica molto particolare, ripeto, molto selettiva. Un'eccellenza quindi del Garibaldi Inesima. Poi oltre a questo noi facciamo anche la plasmaferesi, trattando pazienti soprattutto sempre in accordo con la neurologia, per pazienti sempre non nefropatici, con le crisi miasteniche in pazienti con miastenia gravis. Quindi ve li mandano dall'altro reparto, in diretto contatto. In diretto contatto con loro, e attraverso la plasmaferesi proprio cerchiamo di trattare le patologie, soprattutto le crisi miasteniche, sono molto gravi, non responsive, e se non trattate, quando rappresenta l'unica vera terapia, i pazienti possono morire. Ma tornando alla nefrologia vera e propria, no? Insomma, che cosa fate esattamente? Dobbiamo spiegarlo proprio a chi non lo sa. Chi non lo sa, noi facciamo, innanzitutto la maggior parte dei pazienti, più della metà dei pazienti sono pazienti diabetici, quindi noi seguiamo pazienti con nefropatia diabetica in tutte le varie fasi della malattia, quindi sia come ambulatorio, noi abbiamo un ambulatorio molto attivo, facciamo oltre 5-6 mila visite ambulatoriali l'anno, quindi la metà. Lei diceva poco fa che sono in aumento queste patologie. Sì, c'è un'incidenza soprattutto per quanto riguarda il diabete e le nefropatie ipertensive. Ultimamente ci siamo anche resi conto che la patologia da Covid o a causa del Covid, che sono 2 cose diverse, hanno dato un ulteriore input a questa patologia. Prima perché a causa del Covid molti non sono più andati dai loro medici a farsi seguire, e quindi improvvisamente noi abbiamo avuto si aggravano e vengono a pronto soccorso solo in condizioni cliniche estreme. Lei considera che io ho avuto un paziente, fortunatamente lì buona, è arrivato con 784 di azotemia, non l'ho mai visto io nella mia carriera, diciamo così, professionale di nefrologo, con 32 di creatinina, quindi valori estremamente elevati, incompatibili con la vita, eppure il paziente l'avete salvato. L'abbiamo salvato fa dialisi, ora stiamo cercando di inserire. Ma questo è uno degli aspetti del long Covid anche, cioè anche dopo la malattia avete visto un'insorgenza di nefropatia. Allora,
Qui abbiamo visto un po' di problemi, anzi ne approfitto per fare, non dico un appello, però per cercare di contenere un pochettino meglio alcuni problemi. Abbiamo visto che a causa del Covid, vista anche i media, consigliano di utilizzare il Brufen o ibuprofeno come farmaco antinfiammatorio. Spesso si è sentito, sì. Noi abbiamo avuto parecchi pazienti con insufficienza renale acuta verosimilmente da Brufen. Quindi non è indicato o bisogna andarci piano? Bisogna andarci piano e soprattutto valutare la qualità del paziente a cui va dato il farmaco, no? Perché possono essere pazienti, per esempio, nefropatici diabetici, nefropatici in generale, che non vanno dati gli antinfiammatori. Quindi come la famosa terapia anti-Covid, insomma, è meglio andarci... non fare nulla inizialmente, o perlomeno andarci cauti e vedere paziente per paziente. Perché poi si possono creare danni ai reni, appunto, e poi... E a volte sono anche irreversibili. Lei considera anche che noi sin dall'inizio abbiamo anche istituito una postazione di dialisi in area Covid, quindi per cui facciamo anche la dialisi, questa necessità, e facciamo dialisi anche lì. In questo momento abbiamo diversi pazienti. Come si svolge la dialisi? Quanto dura? Allora, la dialisi mediamente dura 4 ore. Utilizziamo come cesso vascolare la fistola o i cateteri e i pazienti vengono qua la mattina. In genere i pazienti dializzati dalla struttura ospedaliera sono pazienti molto complicati, perché sono pazienti anche con insufficienza renale, spesso volte sono pazienti oncologici, cardiopatici, scompensati cardiaci molto severi, per cui quindi noi iniziamo a trattarli che mediamente durano circa 4 ore, poi dipende molto dal residuo funzionale renale, ma mediamente 4 ore di dialisi. E sono distribuiti per turno, ognuno fa, per esempio, si stabilisce lunedì, mercoledì, venerdì o di mattina o di pomeriggio, oppure martedì, giovedì e sabato, praticamente anche qui, o di mattina o di pomeriggio, mentre la domenica non facciamo dialisi se non in urgenza. Quindi può avvenire comunque. Certo. Noi abbiamo una doppia reperibilità, una per i pazienti cosiddetti non Covid, quindi sia nelle giornate feriali, lunedì a sabato, dalle 20 alle 8 del mattino, sia la domenica abbiamo una doppia reperibilità per un medico e un infermiere che funzionate anche come emergenza. Come emergenza, può per il pronto soccorso, certo, non solo per il pronto soccorso ma per tutte le reparti. Noi abbiamo avuto anche bambini di 5 giorni, per esempio, abbiamo messo in dialisi peritoneale. Appena nati. Quindi dovete operare in connessione un po' con tutti gli altri reparti. Noi siamo trasversalmente con tutte le parti, trasversalmente il problema renale è molto serio e investono con tutti. Quindi noi siamo consulenti, per esempio con l'UTIN, addirittura con l'UTIN abbiamo fatto ora una richiesta congiunta con la terapia intensiva. Con la terapia intensiva neonatale di comprare una macchina particolare, si chiama Carpe Diem, che è molto diversa da questa, che serve poi a dializzare i bambini dai 2 ai 10 kg. Questa deve arrivare, quindi. Deve arrivare, sì. Ecco, pur non essendo noi nefrologia pediatrica, stiamo cercando di dare, diciamo così, un aiuto concreto anche alla nefrologia pediatrica. Quanto personale ha qui in reparto? Allora, di medici siamo 7 più 1, cioè 7 mi è arrivato da poco tempo, quindi siamo 8 medici, mentre in dialisi ci sono 8 infermieri e in reparto ci sono 12 infermieri. Bastano? Cioè, potrebbe migliorare? Allora, tutto si può sempre migliorare, il problema è che il Covid è comunque periodo, quindi spesse volte ci costringono ad avere ad esempio meno personale a causa di pazienti, di infermieri che sono positivi al Covid, e quindi a volte dobbiamo gestire il reparto con anche perché ancora la pandemia non si è risolta, non si è risolta. E non si risolverà, penso, nei prossimi anni. Ultimamente abbiamo avuto un'altra incidenza di pazienti dializzati Covid positivi, cose che non abbiamo riscontrato all'inizio. Nella fase iniziale della pandemia, addirittura nell'ondata iniziale non abbiamo avuto nessun paziente positivo, mentre adesso abbiamo pazienti positivi, che posso dire 2-3 positivi quasi ogni settimana. E quindi dovete gestire anche con l'isolamento? Con l'isolamento, questo è il problema, perché poi tra le altre cose noi siamo a sesto piano e che ci crea un po' di problemi, perché dobbiamo portare il paziente da sotto a sopra, quindi dobbiamo creare un percorso isolato, dedicato, e quindi diventa anche lì un po' complicato. Fortunatamente abbiamo malattie infettive dove lì abbiamo una postazione di dialisi e quindi diciamo che i casi più gravi, più seri, li trattiamo lì. Dottore Urso, la domanda finale, un po' che faccio a tutti i primari, come vede il futuro del suo reparto? Io lo vedo molto roseo.
perché siamo partiti come posso dire, da situazioni veramente molto basse. Siamo riusciti per esempio... È un reparto che cresce, che è cresciuto già e che quindi... No, sta crescendo parecchio, anche perché, considera per esempio, noi abbiamo istituito, grazie anche alla lungimiranza della direzione sanitaria, di fare un contratto con Monza per quanto riguarda l'anatomia patologica delle biopsie renali, dove a San Gerardo di Monza si occupano esclusivamente di biopsia renale, quindi abbiamo una eccellenza importante, e questo ci ha permesso sino ad ora di fare diagnosi che prima era un po' impossibile, perché loro fanno uso delle microscopie elettroniche che in Sicilia non c'è. Quindi quando un paziente entra qua dentro cerchiamo di inquadrarlo nella sua complessità, compresa appunto anche la biopsia renale, e tra le altre cose la biopsia renale, a differenza di tante altre abitudini, arriva quasi sempre entro una settimana e abbiamo il risultato. Molto bene, allora non possiamo che augurarle buon lavoro a lei e a tutto il suo staff. Grazie dottor Urso. Grazie a voi. La nefrologia del Garibaldi Inesima, diretta dal dottore Urso, è una nefrologia importante perché ovviamente intanto per l'incidenza negli ultimi tempi delle malattie nefrologiche sul territorio siciliano, che certamente hanno un'incidenza maggiore anche rispetto ad altre regioni, ed è fondamentale per la cura ed è importantissimo per la tempestività della diagnosi, dove appunto si diventa ancora più performanti, soprattutto quando poi si deve passare all'attività di dialisi, che certamente è un'attività che comporta uno sforzo notevole di energie professionali e tecnologiche.